Un concorso di idee per l'ampliamento della casa di riposo di Asiago. Questa è l'iniziativa lanciata dalla struttura in collaborazione con l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza e il comune di Asiago. Dopo aver ottenuto 800.000 euro dalla Regione del Veneto e grazie a un contributo di 1.200.000 euro da parte del comune di Asiago, l'IPAB si prepara a un ampliamento che di fatto completerà la riqualificazione dell'ex caserma Riva. L'iniziativa sarà ulteriormente valorizzata appunto da un concorso di idee che permetterà di scegliere il progettista a cui affidare un'opera che sia funzionale tanto quanto rispettosa dell'ambiente. Questa è una cifra che abbiamo dedicato ad una fascia importante della nostra popolazione, che sono gli anziani, che hanno bisogno di godere di servizi importanti, strutturati, quali quelli che sa offrire questa casa di riposo. E completare il polo sociale della caserma Riva vuol dire rendere sempre più all'altezza della nostra popolazione quei servizi sociali che sono fondamentali per poter garantire anche benessere e migliori condizioni di vita ad una fascia importante della nostra collettività. Questo intervento che il concorso di idee si vuole fare proprio dà ancora più servizi e possibilità di aiutare queste persone e familiari attraverso con le palestre, dei mini appartamenti eccetera. È un'idea bellissima e a servizio di tutto il piano.